Dentro o fuori non ci sono alternative. Il Bassano stasera si gioca una fetta di stagione. Quella Coppa Veneto, obiettivo mai nascosto, anzi da sempre ufficialmente dichiarato dal club giallorosso. La gara è di quelle secche. Chi vince approda in semifinale, chi perde dice addio al trofeo. Avversario di turno il Real San Zeno Arzignano, squadra che i bassanesi poco conoscono, ma che certamente arriverà al Mercante con una sola intenzione: espugnare il fortino giallorosso. Maino, oltre a Meneghetti, dovrà rinunciare anche a Savio e Scanagatta, squalificati, mentre è ancora in dubbio anche Garbuio, alle prese con un fastidio muscolare. E se quella di stasera sarà una sfida decisiva per la Coppa, rischia di essere in chiave campionato anche quella di domenica a Sandrigo. L'Azzurra è ufficialmente a 9 punti di distanza, che potrebbero diventare presto ancora di più. Il giudice sportivo infatti ha disposto la non omologazione del risultato della partita Salvatronda-Sandrigo, vinta in prima battuta dai vicentini, ora costretti a rigiocarla per una svista arbitrale. Non certo una buona notizia, insomma, per l'Azzurra, che domenica si giocherà una delle ultime chance di restare agganciata a Frachesene e compagni. Ma questa è un'altra storia. Per oggi si pensa alla Coppa, che potrebbe comunque valere una piccola fetta della quota promozione.